Elezioni amministrative a Castelfranco, l'unico dei comuni al voto oltre i 15.000 abitanti, ballottaggio tra 2 settimane, centrodestra in vantaggio, ma lo sfidante è ancora in bilico. Con il 56% dei consensi e senza simboli di partito, Marco Della Pietra conquista il terzo mandato come sindaco di Spresiano, sconfitti i candidati di Lega e Forza Italia e centro-sinistra. Nel segno della continuità e rinnovi delle amministrazioni comunali di Silè e Ponte di Piave vincono Angela Trevisin, già nella squadra di Rossella Cendron, e Matteo Buso, erede di Paola Roma. A Vidori il civico Zandò vince a Fratelli d'Italia, conquista la poltrona di sindaco per 58 voti. De Pieri si conferma primo cittadino di Chiarano, affluenza in cala nella Marca. A Venezia si prospetta una larga vittoria del candidato di centrodestra Simone Venturini, espressione dell'amministrazione uscente. L'esponente di centrosinistra Andrea Martella fermo sotto il 35%. Auto fuoristrada lungo la Ponte Bana Nervesa, la vettura prende fuoco, il passeggero muore carbonizzato, gravissimo il conducente. Electrolux a Susegana sciopero e presidio dei lavoratori ancora in corso il tavolo al Mimit. Il ministro Urso chiede all'azienda la revoca del piano. Classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita nelle province italiane per bambini, giovani e anziani, vicinanza ai servizi sociali e nuovi parametri. Nella Marca a stare meglio sono gli over 65. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Dunque questi titoli in primo piano, ovviamente la politica con le elezioni amministrative, ma dovremo andare subito a Venezia, vediamo, eccolo. No, allora andiamo con l'affluenza. L'affluenza in vistoso calo in tutti e 6 comuni al voto nella Marca in questa tornata di elezioni amministrative. Complessivamente in provincia ha votato appena il 48,85% degli elettori. A Castelfranco, il comune più popoloso, ha votato meno della metà degli aventi diritto. L'affluenza si è infatti fermata al 49,32% contro il 60,85% della precedente tornata. Bassissima l'affluenza a Chiarano, dove ha votato appena il 38,41%. Segue Spresiano con 46,52%, Silea 50,47%, Ponte di Piave 51,16%, record si fa per dire a Vidor con 52,60% degli aventi diritto che si sono recati alle urne. Bene, ora vediamo se riusciamo a collegarci. La vedo già sul nostro schermo, la nostra Ilaria Marchiori, che si trova nel quartier generale del centro-destra. Ilaria, buongiorno, come sta andando? Sì, buonasera Daniela, buonasera a tutti i telespettatori. Sono momenti concitati perché dovrebbe arrivare a minuti qui Simone Venturini nella sua sede elettorale a Mestre, di fronte al Teatro Tognolo. Potete immaginare come ci si senta in questo momento tutte le persone che sono arrivate qui mano a mano nel corso del pomeriggio, mano a mano che i risultati stanno andando avanti, confluiscono qui tanti cittadini veneziani, mestrini, ma ovviamente anche tanti rappresentanti istituzionali, da membri della giunta a membri, anche a ex membri della giunta. Eccolo qui, ce l'abbiamo. Attenzione perché sentiamo, dovremmo riuscire ad avere l'arrivo di Simone Venturini in diretta. Attenti. Ecco qui, vedo anche il governatore Alberto Stefani è arrivato qui sul posto, eccoci. Abbiamo visto, eccoci qui, ecco, il presidente della regione Alberto Stefani, Simone Venturini, come vedete. Piano, se venite addosso non facciamo niente, piano. È una grande vittoria. Andiamo davanti alla sede, andiamo davanti. Non scappo, giuro che resto qui tutta la sera. La chiamata? Sindaco! Facciamo tutto con ordine, andiamo di là, arrivo. Se no non vi sento. Voi avete andiamo avanti, grazie, andiamo avanti, dai, forza!
Andiamo davanti al teatro. Ragazzi, se fate così non facciamo niente. Siete tutti Andiamo, ragazzi, se vi girate un attimo, se no non ci passiamo. Dei dati, guardiamo l'aggiornamento. Piano. Ciao. Forza, andiamo avanti. Grazie, forza. Ciao Ilaria, ciao Sergio, grande. Ciao ragazzi, ciao Fiori. Ciao Carlo, aspetta, facciamo fare i giornalisti prima. Sì, grazie. Poi facciamo tutte le foto che servono. Dopo. Mettiamo là, Sì, andiamo lì davanti al teatro. È cauto, ma intanto la vediamo comunque sorridente. Sì, sorridente anche perché insomma sono stati 2 mesi veramente impegnativi, quindi anche solo arrivare alla fine con ancora un filo di voce, perché ne ho persa tanta, è evidentemente già un segnale di soddisfazione. Andiamo un attimo lì davanti così. Andiamo al teatro, piano. Nel largo ci stiamo. Facciamo tutti. Sì, esatto, faccio tutto quanto davanti al teatro. Enrico! Lo mettiamo contro le vetrine e facciamo Arrivo. Io vi giuro che non scappo, quindi sto fino a che serve, così nel frattempo arrivano anche i dati. Ciao Luca. Scusate, lo mettiamo qua. Al teatro. Andiamo verso il teatro. Signori, non sono abituato a questo affetto. Mi sa che si deve abituare. Troppe televisioni. Attenzione. Andiamo al teatro. C'è molto affetto, devo dire, è stata una bella sorpresa. Ivana, lo mettiamo dietro con il teatro dietro. Posso fermarmi? E poi vi mettete dietro. Qua, vai. Fermo qua, Sì, uno qua. allarghiamo solo un po'. A posto, ci siamo. Piano. Ma ci possiamo allargare un po'? Allarghiamoci un po'. Allarghiamoci un pochino. Allargate un po', se non fate niente ne Fermi. Tutti un passo indietro, dai, tutti 2 passi indietro. 2 passi indietro. Facciamo aggiornamento dei dati. Eccoci qua. Ma io non ho mai fatto affidamento su sondaggi o su articoli di stampa che davano vincenti altri. Peraltro lo spoglio è ancora in corso, quindi vorrei usare un po' di scaramanzia che fa sempre bene. Certo, il risultato è significativo, è un risultato importante che arriva dopo 2 mesi impegnativi, ma arriva dopo 11 anni di storia personale a servizio della città, in cui io mi sono sempre presentato in questa campagna elettorale come Simone, come un ragazzo che da Marghera è partito, ha fatto la gavetta, si è impegnato nel territorio, si è presentato come una candidatura civica supportato dal centrodestra e oggi sta ricevendo un buon risultato in termini di apprezzamento. Quindi... Questo è un chiaro tutte le altre liste. Ma di solito nei comuni da sempre la lista del sindaco, se è ben fatta, attrae e quindi sicuramente c'è un significato anche in questo, un apprezzamento anche personale, sono contento di questo. Simone, ha già sentito il sindaco Brugnaro? Ancora no, ma ci siamo messaggiati tutto ieri. Cosa le ha detto? Io avevo detto che puntavo al 30% in conferenza stampa, esatto, ricordi bene, dicevo che puntavo al primo turno. Ci hanno un po' deriso, evidentemente insomma non l'ho mancata così tanto. Ecco. Abbiamo una mondiale. Scusi? Meloni ha parlato di vittoria mondiale al primo turno. È stata una vittoria significativa, sì. Poi Venezia insomma è una città complessa, è una città di cui io sento oggi il peso della responsabilità.
quindi davvero impiegherò ogni giorno della mia vita amministrativa futura, se ci sarà insomma in queste spoglio ancora in corso, appunto per affrontare i vari temi, e sento proprio le voci e vedo le facce delle persone che mi hanno accompagnato in campagna elettorale, mi hanno parlato. Non lo so, faccio la diretta e torno. C'è una diretta Rai. Faccio la diretta e torno, non scappo. La diretta. Ivana. Cioè, ma questi che non si fanno mai vedere, Chico! Fate lavorare! Un attimo, sto facendo la diretta, un attimo! Beneficio tu! Guarda 2 ore! Spazio per tutti, ho letto per senza, dai! Un bel risultato. Poi lo spoglio è ancora in corso, quindi... Io in una conferenza stampa, quando ho presentato la lista, ho parlato di una lista che puntava al 30% a vincere il primo turno. Non siamo andati così distanti. No, sopra. Aspetta. Facciamo una diretta con... Adesso facciamo una diretta con... Simone, è una vittoria di chi quella di oggi? Della città, credo. Della città, che ha fatto una campagna elettorale sui contenuti e non di denigrazione. 40 secondi parte la diretta. 40 secondi parte la diretta, facciamo il numero di pisano. Sì, sarebbe caldo, Ciao Daniele! Ciao Daniele! Simone, siamo in diretta, buoni. Francesco prenota. Sì, prenota. Inizierò a lavorare da solo. Sicuramente un passaggio con la macchina comunale, un ragionamento in termini di impostare la prossima variazione di bilancio che è imminente a luglio. Dunque le avete sentite le prime parole di Simone Venturini, e ovviamente ancora c'è lo spoglio, insomma, però sta andando verso la vittoria Simone Venturini. Poi ovviamente proveremo a collegarci nuovamente con la nostra Ilaria Marchioli, lo avete visto circondato insomma dai giornalisti, e quindi insomma difficile, però le prime parole le avete sentite, anche la felicità di questo per il momento insomma risultato raggiunto. Ma ora torniamo nel Trevigiano e andiamo subito a Castelfranco. Lo vedo già pronto sul nostro schermo il nostro Christian Arboit, l'unico dei comuni al voto oltre i 15.000 abitanti, quindi ballottaggio fra 2 settimane. Christian, buonasera. Buonasera a te Daniela, a tutti i telespettatori di Antena 3, anche da parte di Nicoletta Rizzetto che sta curando la parte tecnica. Al cospetto della statua del Giorgione, simbolo della città, ecco i 2 contendenti al ballottaggio. Per il centrodestra Luca Pozzobon, buonasera Pozzobon, per il centro-sinistra Maria Ghimenton. È stato un pomeriggio lungo, il centrodestra fin da subito in vantaggio, mentre è stato un testa a testa al fulmicotone spasmodico tra il centro-sinistra di Ghimentone e la coalizione civica di Daniele Manente. Alla fine è prevalsa Maria Ghimentone, quindi la sfida a 2 è una classica sfida tra centrodestra e centro-sinistra qui nella città del Giorgione. Pozzobon, è un risultato che era nell'aria, se lo aspettava? Come lo commenta? Che pomeriggio è stato per lei? Beh, non era un risultato scontato, però è stato un buon risultato, siamo contenti del risultato che abbiamo fatto e adesso c'è da lavorare ancora per i prossimi 15 giorni. Ecco, lei ha rappresentato il centrodestra unito, ci sono stati dei dissidenti, però poi i partiti, le segreterie l'hanno appoggiata, quindi sia Forza Italia, Fratelli d'Italia che Lega, sì. Quindi il centrodestra possiamo dire è unito nella sua figura. Beh, credo che a Castelfranco abbia tenuto e al di là della mia persona credo che i partiti di centrodestra abbiano tenuto a Castelfranco. Il centrosinistra salva un po', diciamo così, il centrosinistra a livello regionale dopo la performance di Venezia. Questo è un elemento, immagino, di soddisfazione, Maria Ghimentone.
Assolutamente sì, sono contenta di aver portato il centro-sinistra al ballottaggio, quindi è un elemento di soddisfazione. Io ci tengo anche a far capire che è un appoggio, io sono comunque una candidatura molto civica e quindi anche trasversale su tanti temi. Lei già strizza l'occhio, possiamo dire così, al mondo civico che era rappresentato per l'appunto da Daniele Manente con 3 liste civiche. Guarda quindi anche al mondo di Daniele Manente. Beh, assolutamente sì. La mia coalizione è composta da 2 liste civiche e dal Partito Democratico, quindi assolutamente una componente civica è molto importante e mi sento di rappresentare un po' tutti i cittadini. Da domani, Pozzobon, lei con chi dialogherà in particolare tra gli altri candidati sindaco? Beh, adesso è presto per dirlo, analizziamo un attimo il voto prima con i numeri definitivi e poi ci ragioniamo sopra. Ecco, resta il fatto dell'affluenza, il crollo dell'affluenza anche qui nella città del Giorgione, è un dato significativo, come se lo spiega? È un dato significativo, credo che ci sia un po' una disaffezione nei confronti della politica anche nei castellani ed è una cosa da recuperare, bisogna trovare il modo di recuperare questa fiducia. Ecco, Ghimenton, come si recupera questa sfiducia? Un po' alla volta, facendo vedere che la politica può essere bella. Noi l'anno prossimo avevamo proposto per i 100 anni della nascita di Tina Anselmi di proporre proprio un festival della democrazia e dei diritti. Potrebbe essere una buona occasione per riparlare in senso positivo di politica. Veniamo ai programmi, la sua parola d'ordine da qui alle prossime 2 settimane, da qui al ballottaggio, i perni della sua campagna elettorale. Beh, io continuerò a puntare sulla famiglia, sulle politiche per la famiglia, quindi le politiche per contrastare la denatalità, l'assistenza agli anziani e le famiglie che hanno in questo momento dei problemi, diciamo anche economici di tenuta rispetto alla congiuntura. Le priorità invece in breve di Maria Ghimenton. Noi vogliamo una città, come abbiamo detto molto spesso, più vicina alle persone, quindi vicina in tutti i sensi, vicina in tutti i quartieri, in tutte le frazioni e vicina alle persone che hanno più bisogno, quindi creare una rete che sia effettiva. Vogliamo una città più verde, più bella, meno inquinata, quindi è una città che punta ai giovani. Credo che il dato anche sull'affluenza sia anche una disaffezione forse dei giovani rispetto alla politica, è anche lì che dobbiamo andare a recuperare. Chiudiamo con una stretta di mano. Eccoci qui, Luca Pozzobon, Maria Ghimenton, questa la sfida al cospetto del Giorgione. A te la linea, Daniela. Grazie davvero a Christian Arboit con Nicoletta Rizzetto e noi torniamo immediatamente a Venezia, dove lo vediamo che sta parlando Simone Venturini con la nostra Ilaria Marchiori. Marghera abbiamo fatto ottimi risultati e tra l'altro la sera prima della chiusura delle urne io ero in Sagra a Catene a festeggiare, a celebrare la Sagra di Catene, la festa di Catene, che è una tradizione importante del nostro territorio. Quindi credo che la mia visione di città è una città particolare in cui tutte le zone, comprese quelle che vengono chiamate a torto periferie, hanno un posto centrale nella mia agenda di governo. Lei pensa che le inchieste sulla precedente giunta, il sindaco Brugnaro, eccetera, potessero pesare? Il centro-sinistra ha fatto di tutto per ricondurre questa campagna elettorale non ai contenuti, ma unicamente a gettare fango sulla coalizione, su di me in particolare, senza avere alcun tipo di spazio di manovra in tal senso. E quindi sì, ma insomma da sempre poi questi temi diventano oggetto di campagna elettorale e devo dire che poi molto spesso è un boomerang, quindi usare solo quelle armi, dimostrare di non avere contenuti, in qualche modo poi non paga, perché i cittadini sono più furbi di come la sinistra alle volte li pensa. Simone, Scusi? È una vittoria anche di Brugnaro? È una vittoria di un'azione amministrativa durata 11 anni che ha risanato il debito del comune. Il comune di Venezia era un comune quasi in bancarotta nel 2015, oggi è un comune sanissimo. I cittadini lo hanno capito e vogliono andare avanti con le infrastrutture, con gli investimenti, con le opere, vogliono difendere il lavoro, vogliono difendere le imprese, vogliono che il porto di Venezia continui a funzionare e non vogliono essere ostaggio dei comitati del no e delle paure. Ecco, credo che i cittadini abbiano votato questo. Simone, una delle cose che è state maggiormente criticate è la gestione del turismo, il contributo d'accesso, eppure questo è un segnale della cittadinanza che invece, come lei ha sempre sostenuto, il contributo è stato apprezzato dai più. Io credo che il contributo sia un punto di partenza che va rafforzato, non è la bacchetta magica, non è risolutivo di ogni problema. Quello che è evidente è che invece non ha apprezzato il modo di porsi dell'altro candidato che ha detto aboliamo tutto e poi penseremo a cosa fare. I cittadini hanno capito che non c'erano contenuti dietro gli slogan.
Dunque avete sentito, insomma, ora si attende ovviamente il risultato finale delle elezioni lì a Venezia. Intanto noi andiamo avanti, ci spostiamo da Venezia, torniamo nel Trevigiano, andiamo subito a Spresiano, dove a vincere è stato Marco Della Pietra, terzo mandato. Lucio, buonasera. Sì, buonasera Daniela, buonasera ai telespettatori di Antena 3, sono con il sindaco riconfermato. Terza volta? La prima ci sta, la seconda devi essere già, la terza... È il regalo di compleanno per i suoi 50 anni? Direi proprio di sì, proprio il regalo più bello che potessero farmi. Che però ha aspettato a festeggiare perché voleva vedere come andava a finire. Sì, non sarebbe stato sicuramente... No, oddio, si poteva anche festeggiare in realtà con la mia famiglia, ho fatto qualcosina, però... Adesso è meglio, un bel regalo. Insomma. Direi proprio di sì. Un regalo insomma, che è 2.765 voti, 57,47% su 1.066 voti per quanto riguarda l'altro candidato, ovvero Della Villa. 22,15%, Sossai 20,36%, 980 voti. Diciamo che il centrodestra, se va disunito, a parte lei, voglio dire, perde voti. Ma io non lo so, ho sentito un po' di gente che parlava oggi, ma lascio che parli, non mi diverto io a sentire la gente che parla. Anche perché dopo si vuole mettere zizzania all'interno di altri quando magari uno dovrebbe guardare prima quello che ha in casa, ma siccome non ho voglia di fare polemica e non me ne frega niente, io dico che qui abbiamo una squadra forte noi, abbiamo una squadra allargata ancora più forte, abbiamo dei cittadini che hanno premiato il lavoro che abbiamo fatto in questi 10 anni, credo, e poi ho anche una grandissima famiglia. Lucio, grazie davvero, perché siamo... di fretta, perché andiamo subito a Venezia, dove dovrebbe esserci il presidente della regione Alberto Stefani, che sta parlando. Eccolo qui. Il candidato sta dimostrando un forte consenso su Simone Venturini, un candidato giovane, preparato, che ha fatto una forte campagna sul territorio, ha dimostrato di conoscere questa città ed è un vero orgoglio che Simone sia a pochissimi passi dall'essere sindaco di questa meravigliosa città. Presidente, un candidato giovane in regione che ha vinto e un candidato giovane in Comune di Venezia che sta per vincere. Il Veneto guarda avanti sempre prima di tutti gli altri, anche questa volta, e credo che i giovani abbiano la necessità anche di conquistarsi lo spazio politico. Simone ha dimostrato di saperlo fare. Quanto sarà importante la sinergia tra Venezia, capoluogo e la regione? Io l'ho detto in campagna elettorale, ovviamente lo ribadisco a maggior ragione adesso, lo ribadirò con ancora più forza magari fra un'ora. È fondamentale la sinergia e Venezia insieme al Veneto saranno due realtà che sapranno collaborare bene a livello istituzionale, bene a livello politico, bene per guardare al futuro di questa meravigliosa terra. Un risultato che non vi aspettavate così grande, così forte, e oggi al primo turno? È un risultato significativo, molto importante, che però dimostra ancora una volta delle certezze che avevamo, che questa candidatura è una candidatura che nasce nel territorio, che conosce questo territorio, una candidatura che ha dato freschezza e soprattutto ha dato energia. Questo è quello che serve alla politica di oggi e questo è quello che Simone saprà esprimere nei prossimi anni. Secondo lei cosa ha pesato di più? Può essere anche la questione legata alla moschea? Ma io credo che il voto vada sempre rispettato e credo che sicuramente chi ha avuto modo di seguire questa campagna elettorale ha capito che alcune necessità dei veneziani erano reali, soprattutto in alcuni territori, soprattutto in alcuni quartieri. Simone ha saputo intercettarlo bene dal punto di vista politico, ha saputo fare una grande campagna elettorale. Io sono qui anche per omaggiare questo grande risultato che ha saputo dare a questa città. Grazie Presidente. Può essere Venezia e il Veneto un laboratorio anche a livello nazionale per un lavoro? Ma noi da Veneti pensiamo prima al Veneto e quindi se gli altri vogliono prendere spunto dai risultati penso che sia buona cosa. Poi dicevo che è il mio anniversario di matrimonio. Insomma, a maggior ragione anche per il rispetto alla signora, voglio dire. 2 anni. Una santa. Grandezza, esatto, una santa. Va bene. Ciao Giorgia, grazie. Grazie, presto, ciao. Questa telefonata è emozionante. Ma guarda, è molto importante. Venezia è una città che ha bisogno importante di relazioni internazionali sicuramente, ma anche di relazioni continue col governo e con la regione.
perché ha una scala di problemi tale per cui difficilmente riusciamo a risolverli unicamente con le forze in campo qui a Venezia. Quindi avere un allineamento con l'amico Alberto Stefani, con Giorgia Meloni, attraverso anche le forze politiche più presenti, è sicuramente motivo di speranza di avere più risposte anche rispetto agli ultimi 40 anni. Ha dimagrito 4 kg in questa campagna elettorale. 5, l'ultimo conteggio dice 5. L'ha appena chiamata Giorgia Meloni, siamo adesso in diretta, cos'è che le ha detto? Che verrà molto presto a Venezia per aiutarci su alcuni particolari questioni. Così facciamo anche la Grazie strada. Simone. Andiamo dentro. Anche di là. Dunque avete sentito le parole del Presidente della Regione Alberto Stefani e poi di nuovo Simone Venturini che sta attendendo ormai l'ufficialità del termine dei voti, della vittoria importante su Venezia e su il candidato di centrosinistra. Noi ora andiamo avanti e torniamo nel Trevigiano, sempre con la politica, sempre le amministrative. A Silea grande festa per la civica Angela Trevisina, ex assessora alla cultura e legalità, ottiene circa il 40% e supera Federica Melotto al 28% e Deborah Leonardi al 31% in una sfida molto equilibrata tra le tre candidate. E basta, hai vinto. Sì, voi 202, sì. Melotto 100. Mancava solo il risultato dell'ultima sezione, poi quando è arrivato è esploso l'abbraccio con i suoi figli, il compagno e la squadra. Congratulazioni trasversali anche da Rossella Cendrone e Lenia Canzian, sindaco uscente e vicario, un tripudio che però ha avuto anche i suoi momenti scaramantici, di boscoviana memoria, tra numeri e sezioni non si voleva festeggiare in anticipo. La partita finisce quando l'arbitro fischia. Ma a metà del pomeriggio, quando appare chiaro che la vittoria è questione di minuti, arriva la telefonata di congratulazioni da parte di Deborah Leonardi, un'altra candidata. Manca ancora il 7, sai che io sono una persona prudente. Deborah, grazie Deborah, altrettanto. Comunque insomma dopo ci vediamo. Grazie Deborah. Grazie, ciao, un abbraccio. Tra le due c'è stima e rispetto e si lavorerà per il bene di Silea, nessun dubbio. Con Deborah Leonardi è una grande stima reciproca, insomma, quindi sì, persona per bene e con esperienza, per cui sarà anche bello averla in consiglio comunale all'opposizione, perché l'opposizione serve a questo, insomma, a pungolare chi amministra e a far bene il lavoro di tutti. Ma ora è il momento della festa, dei complimenti, del calce alzato, ma con le orecchie già pronte per ascoltare e cominciare a lavorare. La chiave vincente è stata una campagna elettorale pulita, moderata, rigorosa e una squadra molto ben composta, molto ben allineata, di persone veramente speciali. Sono commossa perché era un risultato che nasce da un percorso di lungo corso, tutti avevano detto che questo era il periodo del cambiamento, nei giornali si parlava di sgambetto, si diceva che dopo 19 anni bisognava assolutamente cambiare. Io credo che il cambiamento sia nella continuità e sta solo a chi amministra cogliere le prospettive di cambiamento dentro una solida base di chi mi ha preceduto, insomma. Prima cosa che farà da sindaco? La prima cosa, abbiamo detto che programmeremo gli incontri di ascolto con i cittadini nelle frazioni, sarà calendarizzarli da qui a Natale. Sono la figlia del sindaco neoeletto, ho visto tutto il lavoro che c'è dietro e penso che abbia vinto comunque il modo giusto di fare politica, il modo corretto, e vedendo tutto l'impegno che c'è dietro sono molto fiera di mia mamma e non potevo chiedere un sindaco migliore per la mia città dove sono nata e dove ho vissuto e vivo tuttora. Ed ora andiamo invece a Ponte di Piave. Matteo Buso è il nuovo sindaco di Ponte di Piave con il 31,7% dei voti, battuto di misura Stefano Picco in una sfida interna all'ex maggioranza.
Matteo Buso è il nuovo sindaco di Ponte di Piave con 1144 voti. Il candidato della lista Vivi Ponte ha conquistato la fiducia dei cittadini con il 31,07% e guiderà il comune per i prossimi 5 anni, nel segno della continuità amministrativa con il lavoro svolto dalla precedente sindaca Paola Roma. Stefano Picco con la lista civica Ponte Oltre ha ottenuto 1067 voti, il 28,98%. Arturo Miotto con la civica per Ponte di Piave 932 voti, il 25,31%, Alvise Tomaseo Ponzetta 539 preferenze, il 14,64%. Emozionato, se lo aspettava? Sì, emozione tanta, aspettarmelo, più che altro speravo. Noi volevamo dare l'idea di cosa abbiamo fatto in questi anni, abbiamo lavorato bene con la squadra, tutta la squadra ha lavorato bene, sono veramente orgoglioso e fiero di loro. Grande festa all'arrivo di Matteo Buso, accolto dall'entusiasmo dei suoi sostenitori, particolarmente emozionante anche l'abbraccio con Paola Roma, oggi assessore ai servizi sociali della Regione Veneto, simbolo di un passaggio di testimone all'insegna della collaborazione e della continuità. Nel segno della continuità e comunque Vivi Ponte va avanti e anche con dei ragazzi preparati, giovani, che si sono formati e che quindi possono continuare, ma sicuramente lavorando di squadra perché il bene dei cittadini è fondamentale. Una vittoria arrivata al termine di una sfida elettorale molto partecipata che ha visto 4 liste contendersi la guida del comune in una campagna intensa fatta di confronto diretto con i cittadini e attenzione concreta alle esigenze del territorio. Abbiamo dimostrato che il lavoro fatto in 12 anni lo stavamo concretizzando. È stata una lotta dura, ma la squadra ha vinto. Sì, sapevamo già dall'inizio che era una partita difficile, ma noi puntavamo tutto sulla squadra e tutto sulle competenze e sulle qualità della nostra squadra per far vedere che noi puntiamo tutto sui cittadini a dare il meglio per i cittadini. Ed ora invece vediamo come è andato a Chiarano, dove vediamo subito nella scheda, vediamo se la riusciamo a metterla qui. Chiarano, Stefano De Pieri con la lista De Pieri sindaco ha vinto con il 51,95%, 771 i voti che ha raccolto, contro Vescovi Marco con la lista Marco Vescovi sindaco con 700 invece 13 voti, il 48,05%, quindi il sindaco lo vedete De Pieri Stefano con il 51,95% dei voti. Invece a Chiarano 3 i candidati, Zandò Nicola di Obiettivo Comune che ha preso il 39,48% contro Vidori Gianna il 35,81% della Lega Forza Italia e Viviamo Vidore, e poi infine Cordiali Albino 465 voti, il 24,71%, dunque il nuovo sindaco di Chiarano è Zandò Nicola. Ed ora invece lasciamo quest'ampia pagina dedicata alla politica, ovviamente torneremo a parlare di politica subito dopo questo telegiornale e andiamo con la cronaca perché c'è stata l'ennesima tragedia della strada nella Marca Trevigiana, a Nervesa della Battaglia, un'auto è finita fuori strada lungo la Pontebana prendendo fuoco dopo l'impatto. Doveva essere un normale rientro nella tarda serata di domenica, ma in pochi istanti si è trasformato in una tragedia. L'incidente è avvenuto poco prima delle 23:30 in via della Vittoria, lungo la statale Pontebana, nel territorio di Nervesa della Battaglia. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, una Toyota ibrida con a bordo 2 uomini avrebbe affrontato un sorpasso a velocità sostenuta. Subito dopo la manovra, il conducente avrebbe però perso il controllo del mezzo. L'auto ha iniziato a sbandare per diversi metri fino ad uscire completamente dalla careggiata. La corsa della vettura si è conclusa contro un ponticello in cemento all'ingresso di un'azienda. Un impatto devastante, talmente violento da distruggere parte della struttura in cemento armato e da ridurre l'auto ad un ammasso di lamiere. Pochi minuti dopo lo schianto, la Toyota ha preso fuoco.
Le fiamme si sono propagate rapidamente, alimentate anche dal carburante e dal calore sviluppato dall'impatto. Il rogo è stato così intenso da fondere persino alcune parti della segnaletica stradale e una luce esterna del cancello della fabbrica che si trova di fronte al luogo dell'incidente. Il conducente, un 31enne residente in Friuli, è stato estratto vivo dall'abitacolo dai soccorsi intervenuti in pochi minuti. Il giovane è stato stabilizzato dal personale del SUEM 118 e trasportato d'urgenza all'ospedale Cafoncello di Treviso, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Secondo i primi accertamenti dai documenti di circolazione, il conducente della Toyota risultava residente a Padova. Successivamente i carabinieri della compagnia di Montebelluna avrebbero però chiarito che il 31enne era rientrato a vivere a Udine, città di cui è originario. Per il passeggero invece non c'è stato nulla da fare. L'uomo sarebbe morto praticamente sul colpo a causa della violenza dell'impatto, rimanendo intrappolato all'interno dell'abitacolo ormai invaso dalle fiamme. Il corpo, ormai carbonizzato, è stato recuperato soltanto dopo lo spegnimento dell'incendio. Sul posto hanno operato per ore i vigili del fuoco di Conegliano e Montebelluna, supportati anche dall'autogru arrivata da Treviso. Presenti anche i carabinieri della sezione di Nervesa, che hanno effettuato tutti i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica della tragedia. La statale Pontebana è rimasta chiusa al traffico fino a notte fonda per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell'area. Delitto di Sandra Casagrande, alcuni vestiti repertati dopo l'omicidio sono stati inceneriti nel 91, non c'era il test del DNA. Un camice rosso in stoffa, 2 paia di pantofole, una gonna e biancheria intima, vestiario repertato dopo la mattanza di Sandra Casagrande e che dopo 2 mesi e mezzo è stato distrutto su richiesta dei carabinieri e autorizzato dalla procura per il forte odore che emanava. All'epoca, 1991, ancora non c'era la possibilità di accertamenti come il test del DNA o altre verifiche all'avanguardia. Oggi le tecniche investigative e gli accertamenti a disposizione delle forze dell'ordine hanno permesso di identificare attraverso una traccia di sangue di un reperto rimasto intatto il DNA del presunto killer. Un delitto che attende la verità da 35 anni. Sandra Casagrande, titolare di una pasticceria nel cuore di Roncade, è stata massacrata con 22 coltellate. Oggi il nome di Paolo Gorghetto, aiuto cuoco di 57 anni, è scritto nel registro degli indagati. Il DNA non mente, hanno detto ai nostri microfoni i familiari della vittima. Ora continuano serrate le indagini dei carabinieri per far luce sul movente di questo brutale femminicidio. Gli inquirenti stanno scavando nella vita del presunto assassino, stanno ascoltando tutte le persone che lo conoscono, i parenti e anche chi 35 anni fa, quando lui aveva 22 anni, lo frequentava. Un puzzle che piano piano si sta ricostruendo. L'uomo è accusato di omicidio aggravato da futili motivi. In pasticceria l'indagato andava ogni tanto. Gli investigatori sono sicuri che quella sera, il 29 gennaio 1991, lui fosse lì. Il DNA dell'uomo venne prelevato circa 2 anni fa a seguito di un arresto che era finito nella banca dati a disposizione delle forze dell'ordine. Venerdì i campioni di DNA di Gorghetto saranno esaminati dal RIS dei Carabinieri di Parma per un'ulteriore verifica. In caso di risultato positivo, l'uomo, che è difeso dall'avvocato Fabiana Ceschin, sarà nuovamente interrogato. In un primo colloquio si era avvalso della facoltà di non rispondere. Ed ora ci fermiamo, c'è la pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio, parliamo ora della crisi Electrolux, presidio con sciopero, riuscita al 100% oggi alla sede Electrolux di Susegana. Nel pomeriggio incontro al Ministero, domani attesi il presidente regionale Stefani e l'assessore regionale Bitonci. Oggi ci sono state anche le signore della mensa che ci hanno accompagnato, quindi la mensa è stata chiusa, uno sciopero è riuscito al 100% perché la produzione è stata ferma. Un presidio e uno sciopero che continuano davanti alla sede Electrolux di Susegana, dove da giorni il personale è in agitazione dopo il fulmine a ciel sereno dell'annuncio di 1700 esuberi in tutta Italia. Si chiedono certezze, ritiro del piano industriale presentato e risposte per le persone e per il territorio. Nel pomeriggio un incontro al Ministero del Mimit, domani l'arrivo del presidente Stefani con l'assessore Bitonci, ma
più che vicinanza si chiedono risposte concrete. La garanzia che abbiamo è che ci staranno a fianco, però dire che ci stanno a fianco a noi servono degli atti concreti, questo è quello che noi chiediamo a tutti i livelli. Le rappresentanze dei lavoratori, oltre ad essere preoccupati per sé e le loro famiglie, per l'indotto e per il territorio, puntano il dito anche contro l'azienda stessa che ha preso incentivi statali per poi scaricare i lavoratori. Ha preso i soldi per fare gli investimenti, ha preso anche la nostra salute, perché noi, quelli della mia età, abbiamo dato anche una parte della nostra salute e dedicandoci molto al lavoro e trascurando anche la famiglia. Adesso loro ci dicono questa cosa qua, cioè tanti di noi si ritrovano ad un'età che ancora non arriva alla pensione, con delle famiglie da mantenere, tanti sono anche monoreddito. E dire che Electrolux non è nemmeno in perdita, anzi, ma vuole più marginalità, mentre la Cina si sta mangiando il Made in Italy anno dopo anno. La concorrenza cinese è un problema perché non solo il basso costo del lavoro, ma anche le materie prime vengono pagate molto di meno rispetto all'Europa. Già in Nord America è entrata una joint venture con Electrolux del gruppo Midea. È la nostra paura che questo possa arrivare anche qui con tutto quello che c'è collegato, insomma, quindi eventuali perdite di posti di lavoro. Ci auguriamo di no, di non fare la stessa fine dell'azienda di Mel che produceva motori proprio per noi, che poi una volta acquisiti dai cinesi hanno chiuso. Oggi pomeriggio a Roma al Ministero delle Imprese e del Made in Italy si è svolto il tavolo su Electrolux. Il piano presentato dall'azienda lo scorso 11 maggio prevede 1.719 licenziamenti e la chiusura della fabbrica di Cerreto d'Esi, 310 invece licenziamenti a Susegana ed è stato respinto come inaccettabile dal governo, dalle regioni e dai sindacati. Il ministro Adolfo Russo ha chiesto all'azienda un immediato ritiro del piano industriale e la presentazione di uno nuovo su cui avviare un confronto vero che non preveda licenziamenti collettivi. Da quanto si apprende il ministro avrebbe dato tempo ad Electrolux fino al 15 giugno, data nella quale sarà riconvocato il tavolo nazionale. Noi siamo pronti a fare la nostra parte, ha detto il ministro Urso, anche nelle crisi più difficili si può arrivare ad un accordo che eviti licenziamenti, mantenga aperti gli stabilimenti e dia prospettiva produttiva. Classifica del Sole 24 sulla qualità della vita nelle province italiane e con nuovi parametri come vicinanza ai servizi sociali. Sesta edizione della classifica sulla qualità della vita nelle province italiane del Sole 24 Ore, stilata su 3 indici generazionali dove svettano Firenze, Bolzano e Trieste. Nuovo focus su servizi di prossimità e relazioni sociali. Ancora una volta la marca trevigiana si conferma territorio più favorevole agli anziani rispetto ai bambini 0-14 anni e soprattutto ai giovani tra i 15 e i 35 anni. Provincia di Treviso 30esima in Italia per qualità della vita degli over 65, prima posizione per efficienza dei servizi sociali comunali, terza per speranza di vita ai 65 anni, settima in tema di lotta alla solitudine. Ma si va oltre la 100esima posizione per presenza di medici specialisti e vicinanza ai negozi. Marca che rispetto ai bambini è invece 42esima, quinta per opportunità di fare sport, settima per i giardini scolastici, ma per servizi di prossimità e spesa sociale, famiglie e minori si scivola alle posizioni 100 e 107. Infine il tasto dolente, i giovani, Treviso 75esima a livello nazionale. Se basso tasso di disoccupazione e contratti di lavoro solidi sono tra le prime 10 posizioni, pesano a fondo classifica canoni di locazione troppo elevati, percezione di insicurezza e l'alto numero di incidenti stradali notturni. Ed ora siamo alla nostra pagina da Belluno e provincia. In primo piano ovviamente le elezioni amministrative, affluenza generalmente in calo nei comuni dove si è votato per il rinnovo di 8 municipi, tengono solo Zoppè di Cadore e Vigo nel servizio equivolti dei nuovi primi cittadini. Iniziamo dalle sfide col quorum. A Valle di Cadore batte affluenza e preferenze l'unico candidato Franco Del Favero. A Colle Santa Lucia la riconferma arriva per Paolo Frena, che ha dovuto aspettare le 15 per avere certezza di avere superato lo scoglio del 40%.
A Cibiana e Lamon le sfide più accese. In entrambi i comuni 3 liste ciascuno e altrettanti candidati. Nel comune Cadorino vince con l'83,15% delle preferenze Matteo Posa. A Lamon la sfida per la carica di primo cittadino va all'outsider Davide Maria Pante, che batte le ex sindache Vania Malacarne e Ornella Noventa con il 47,27% di preferenze. A Zoppè di Cadore si conferma Paolo Simonetti, che ce la fa sul cugino Igor con l'83,33% dei voti. Stefano De Zanche bissa il successo di 5 anni fa a Gosaldo, mentre a Borca di Cadore il sindaco uscente si ferma al 43,22% di preferenze, battuto dal giovane Luca Olivotto, che fino a qualche settimana fa sedeva in consiglio nel gruppo di maggioranza. A Vigo di Cadore ha vinto Mauro Giovanni Schiesaro, che con il 55,18% di preferenze batte il giovane docente di diritto romano Luca Frescura, presidente di Giovani e Futuro. Affluenza scarsa nonostante si votasse per il rinnovo dei municipi, perde 10 punti percentuali Borca di Cadore, che si ferma al 46,23%, Cibiana 37%, Colle Santa Lucia 55,96%, Gosaldo perde 3 punti percentuali e non va oltre il 40,90%, Lamon guadagna 3 punti ma a votare vanno solo il 38,92% degli aventi diritto, supera il 50% Valle di Cadore, Zoppè arriva al 45,93%. Su tutti spicca Vigo di Cadore con il 59,11%, dato più alto tra tutti i comuni, addirittura 12 punti in più rispetto alle ultime regionali. È davvero tutto, ora la sigla, poi le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci.